Buongiorno a tutti da Mestre Mia e benvenuti a questo appuntamento che abbiamo intitolato Prima la salute. E mai come in questo momento storico questa frase calza a pennello, perché parleremo di Covid, di quello che è stato, ma soprattutto di quello che ci attende. E lo faremo con un mestrino illustre, lasciatemelo dire con orgoglio. Vi presento il professor Andrea Vianello, pneumologo, che è direttore del reparto di fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha avuto un ruolo molto importante in questi mesi dell'emergenza e fa parte della commissione, tra l'altro regionale, incaricata di stilare le linee guida sul nostro comportamento e quello delle strutture appunto ospedaliere. Intanto benvenuto. Grazie. E permettetemi innanzitutto di cominciare con un grazie, che non è piaggeria ma è veramente quello che credo che dal cuore venga da parte di tutti noi per il lavoro che avete fatto, per aver arginato qualcosa che avrebbe potuto avere sicuramente conseguenze più importanti di quelle che già ha avuto. Cominciamo dall'ABC, professore. Intanto ci vedete mascherati. Le Sì. chiedo, possiamo fare questa intervista Sì, senza mascherina? Siamo abbastanza lontani? siamo visti mascherati, ma in realtà, appunto, siccome la nostra distanza direi che è di poco superiore al metro, possiamo, direi, procedere a togliere le mascherine. Ok. Quindi, Allora, ce le togliamo, per fortuna perché fanno un sì, caldo appunto. sicuramente, però sono preziose e continuano ad Sì, esserlo, certo. vero? Sì, sono preziose perché restano comunque un elemento fondamentale dell'architrave su cui si basano, diciamo, tutte le misure di prevenzione e quindi di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia. Per cui Eppure non andrebbero abbandonati. non andrebbero. Non andrebbero perché mi pare che la sensazione generale sia di abbandono. Infatti, questo le avrei chiesto, ci siamo accorti tutti che insomma sicuramente la guardia si sta abbassando e paradossalmente mentre gli anziani erano le persone che facevano più fatica a indossarla, forse perché respirano anche più a fatica, e i giovani erano più ligi nel tenerla, adesso succede esattamente il contrario. Sì, adesso succede il contrario, gli assembramenti non protetti hanno per protagonisti soprattutto i giovani e il risultato è che l'età media dei contagi si sta abbassando, perché è scesa intorno ai 40 anni, mentre prima l'età media dei pazienti infetti, cioè dei soggetti infetti, era di gran lunga superiore. E c'è nell'età anche un modo diverso di contrarre la malattia, cioè i soggetti preferiti rimangono gli anziani per le conseguenze negative o no? Sì, in realtà non è solo l'età di per sé stessa, ma è il fatto che naturalmente il passare dell'età, cioè l'aumentare dell'età si porta delle comorbidità, delle copatologie che poi sono quelle che determinano un andamento più grave e più complicato dell'infezione. Sì, è l'età, ma in realtà se un soggetto giovane è portatore di una grave cardiopatia, diventa anche lui soggetto a rischio di malattia, cioè di infezione grave, indipendentemente dall'età. Ecco, sul più bello che pensavamo che l'emergenza fosse finita, in questo scorcio d'estate ci arrivano delle notizie che ci fanno giustamente forse rialzare la guardia. Ci sono maggiori contagi, ecco, lo vedete, guardate, questo è il Gazzettino di oggi, per esempio, contagi, il fronte dei Balcani, ci sono questi ceppi del virus che ci fanno paura perché stanno mutando, ma sono più cattivi anche, come si dice. Sì, allora c'è questo dibattito, c'è un continuo dibattito sui cambiamenti, diciamo così, delle caratteristiche del virus. In realtà sì, ci sono dei ceppi diversi, ma diciamo che la diversa aggressività fino ad oggi sembra più legata alle misure che si prendono per il contenimento del virus che non alla sua, diciamo così, aggressività di per sé, per cui la ripresa che c'è adesso presumibilmente non va ricondotta alla comparsa sulla scena di ceppi virali differenti, quanto alla fine di tutta quella serie, alla conclusione di tutta quella serie di misure di sicurezza che erano state mantenute in precedenza. Giusto per capire com'è la situazione, in questo momento avete delle persone positive lì in ospedale, le seguite, che tipo di... Sì. Beh, in questo momento all'ospedale di Padova sono ricoverati 19 o 20 pazienti affetti da Covid positivi, sono ricoverati in malattie infettive, quindi diciamo non sono pazienti critici. Però
Ecco, c'è stato sicuramente un incremento dei ricoveri, perché direi che una ventina di giorni fa i ricoveri erano ridotti quasi a zero. Ma questa famosa polmonite interstiziale, la vedete ancora oppure no? È l'ultima Ma noi siamo fase? stati, devo aprire una parentesi su come sono state organizzate le cose nell'ospedale di Padova. Le cose sono state organizzate a 3 livelli, e cioè ordinario, semi-intensivo e intensivo. Noi siamo stati collocati, diciamo, nel livello intermedio, cioè quello semi-intensivo, e in cui sono state ricoverate la gran parte dei casi di polmoniti gravi che hanno avuto accesso all'ospedale di Padova. Questo anche quando c'era la questo fase acuta? Durante la fase acuta. Faccio questa premessa per dire che se ci fossero dei casi di polmoniti gravi in questo momento in corso, noi sicuramente ne saremmo coinvolti. In realtà siamo stati contattati per un paio di casi che però hanno potuto essere, diciamo, contenuti all'interno del reparto di malattie infettive. Certo, pensiamo a questo periodo, no? Aria condizionata, manetta, ventilatori, siamo sudati, ci prendiamo una bella raffreddata e cominciamo ad avere una linea di febbre, qualcosa, un'alterazione. Io immagino già la gente che comincia a dire aiuto, cosa faccio? Sì, la gente, non solo, forse anche i medici curanti. Cosa faccio? Diciamo che il rischio dovrebbe essere, cioè il rischio, forse più che il rischio di sospetto, dovrebbe essere collegato ad una serie di dati, cioè comunque sia, nonostante che la comparsa di sintomi respiratori in assenza di cause chiare rappresenti, diciamo, un elemento di rischio e di sospetto, in realtà il rischio come tale dovrebbe derivare da una storia in cui in qualche modo un'esposizione, un contatto con altri soggetti a rischio ci sia stato, per cui la pura e semplice di per sé comparsa di un po' di raffreddore o di qualche colpo di tosse, magari in un soggetto che passa dai 22 gradi di climatizzazione a casa ai 35 fuori, non dovrebbe rappresentare un elemento tale di grande preoccupazione. Purtroppo adesso e tanto più tra qualche mese, tutta questa situazione crea e creerà malintesi e complicazioni organizzative. Ecco, noi interessa effettivamente capire qual è la proiezione poi per i prossimi mesi, perché abbiamo letto un'intervista a metà giugno in cui lei diceva con una certa serenità sì, non accadrà nulla di così grave. Ecco, ancora di questo avviso. Allora è vero che questo era il mio avviso, era e anche è che non si possa più ritornare alle condizioni che si sono create in passato. Devo dire che sono rimasto un po' sorpreso dalla ripresa che c'è stata in questo periodo, nel senso che la mia visione era che la quasi eradicazione nella stagione estiva avrebbe protetto poi dal rischio autunnale invernale. Se noi ci presentiamo al mese di settembre, al mese di ottobre con casi che pullulano qui e lì, non so più se siamo così sicuri di passarla liscia. Anche perché non sempre si è così fortunati. Faccio un esempio, Croce Rossa Italiana a Jesolo. Se una delle persone che lavorano all'interno non avesse avuto bisogno di fare un intervento all'ospedale, nessuno si sarebbe accorto che c'era una positività e che c'erano 40 persone infette. Certo. Mettile in giro, cosa fanno? Un disastro. Sì, certo, questo è un problema, anche perché è un problema non solo poi in termini di rischio di salute personale, ma in termini, come posso dire, di lavoro e di vita quotidiana, perché il contatto di per sé non implica malattia, ma implica isolamento e quindi implica il fatto che decine, centinaia, adesso invento, non so, ce n'è qualche migliaio, di persone devono rimanere chiuse a casa loro per 2 settimane, il che non è semplice. Un conto era quando c'era il lockdown, un conto è adesso, in cui in parte le attività, il lavoro è ripreso e quindi starsene chiusi a casa per 15 giorni non è il massimo. Quindi la previsione è, stiamo a vedere, adesso forse è meno rassicurante di quanto almeno io non pensassi. Poi grande incognita è quella del ritorno a scuola, lo sappiamo tutti, sono stati presentati nei giorni scorsi i nuovi banchi che sono dei trespoli con le ruote, con il leggio, hanno fatto sorridere, sembra un ritorno al futuro, insomma,
Non lo so, io non sono molto convinta, però sembra che sia quello l'unico modo di distanziare gli alunni nelle classi. Lei che li ha visti, che idea si è fatto? Ma mi sono fatto l'idea che tutto dipenderà dalle condizioni in cui arriviamo in settembre. Ecco, cioè se le condizioni sono condizioni di relativa sicurezza, alcuni provvedimenti possono anche sembrare eccessivi. Se invece arriviamo in una situazione di continua, di crescente circolazione del virus, temo che la scuola sarà un problema. Assolutamente, perché poi lì abbiamo abbiamo gli insegnanti, abbiamo i genitori, c'è un'interfaccia. Abbiamo i trasporti, sì, sarà un problema. Assolutamente. E quindi previsioni non buone, poi previsioni incerte. Non voglio essere catastrofico. No, anzi. assolutamente. Previsioni incerte. Tenendo presente poi che iniziata la scuola, passato il mese di ottobre, non sappiamo come sarà, verso novembre comincia l'influenza, che poi avrà il picco, lo sappiamo, dicembre e gennaio, e io immagino il caos totale, perché... Sì, lì sarà il caos, cioè lì non sarà il caos, rischia di essere il caos, perché naturalmente lì i termini di diagnosi, i termini di chiarimento della problematica nel singolo paziente cominceranno a confondersi. Certo, i sintomi sono quelli. I sintomi cioè sono gli tosse, stessi, la non febbre. solo i sintomi, la modalità di trasmissione dell'infezione e quindi il contatto, il contagio, le cose rischiano di complicarsi parecchio e, come accennavamo prima, una delle poche possibilità di distinguere in qualche maniera è data dalla vaccinazione, cioè non è che la vaccinazione consenta di distinguere, ma almeno eviterà che chi si è preso un'influenza vada al pronto soccorso e resti lì isolato per 24 ore ad aspettare il risultato del tampone. Però è vero che a volte ci sono delle sindromi parainfluenzali, delle forme più leggere, cioè anche lì immagino che comunque la paura sia inevitabile. Questo purtroppo è uno degli elementi che rischiano di complicare le cose se noi arriviamo alla stagione autunnale con ancora un'importante circolazione del virus, perché lì cambiano le condizioni climatiche, si sovrappongono infezioni, come dice lei, simili, para-influenzali, aumentano le occasioni di assembramento perché si sta molto più al chiuso che non all'aperto, per cui sì, la situazione rischia di complicarsi. Ma la macchina regionale, come si è preparata? Ovviamente La regionale immagino si è preparata, a parte che, come lei sa, la Regione Veneto ne è uscita assolutamente, in maniera è stato fatto un grande lavoro, bisogna dire sì. Ma si è ulteriormente preparata, sì, diciamo che gli elementi programmatori sono un paio, cioè uno è dato dal potenziamento del cosiddetto contact tracing, cioè si deve fare in tutti i modi per identificare e monitorare, isolare eventualmente i contatti. Quindi va potenziata, per esempio è stata potenziata la rete dei laboratori, appunto come si diceva anche prima, attivi per il tamponamento dei pazienti, attivi per la sierologia. Quindi c'è questa prima operazione. La seconda operazione è quella di diciamo così, confermare definitivamente e consolidare definitivamente la rete ospedaliera, di presidi ospedalieri che è stata creata in emergenza, tale quindi per cui sperando che non ci si rimetta in questa situazione, ma si sia pronti a rispondere alle necessità cliniche nella maniera più tempestiva ed efficace possibile. Certo, ricostruire i contatti in caso di eventuale positività non è semplice. Io per esempio ho scaricato l'app, però mi dice ogni 2x4 non sei collegata, io non capisco neanche come faccio a scollegarmi e collegarmi perché la lascio lì, pensavo fosse meno complicata la gestione. Sì, poi lei sa che non mi ricordo più quale fosse la soglia, ma la ricaduta, diciamo, utile sarebbe stata tale se, non mi ricordo più quale fosse la soglia, di cittadini che comunque l'avessero scaricata. E non siamo è no. fallito, diciamo, dall'inizio, più o meno, insomma. Cioè lo diciamo noi così, ma... Sì, è stata poco, È stata poco seguita. Sì. Ecco, e tra l'altro tenendo presente che ci sono comunque dei soggetti che stanno in una sorta di limbo, per esempio chi è stato colpito dal Covid
ne porta le conseguenze, non sa se potrebbe eventualmente anche avere una ricaduta e nel caso se questa potrebbe essere anche più cattiva. Questo è un hot topic dal punto di vista, diciamo, anche scientifico, cioè la ricaduta le conseguenze della malattia, nel senso che adesso per esempio noi come altri stiamo revisionando e rivedendo tutti i pazienti che hanno avuto infezioni gravi da Covid e una grossa proporzione di questi pazienti riporta sequele, cioè quella più comune è data dalla cosiddetta dispnea da sforzo, cioè questi pazienti hanno una situazione di manca al fiato quando fanno uno sforzo a 3-4 mesi dalla conclusione, dalla dimissione. E non solo poi i problemi respiratori, credo ci siano anche altri organi che in qualche modo vengono... Sì, certo, per esempio ci sono c'è attenzione verso alcune complicanze cardiache, per esempio non tutti i pazienti hanno recuperato l'anosmia e la geosia, cioè la perdita di gusto di olfatto, ci sono varie complicazioni. E tra l'altro sembrano quasi pazienti meno interessanti da un certo punto di vista e invece credo che vadano seguiti che abbiano bisogno, in questo senso. Sì, certo. In più c'è anche fino a tuttora, diciamo, non completamente chiarito diciamo così, la competenza immunitaria che questi pazienti mantengono dopo l'infezione. Cioè capire se potranno ribeccarsi il virus eventualmente. Esatto, perché ci sono alcuni casi lievi che sostanzialmente non hanno sviluppato risposta anticorpale o non hanno mantenuto, diciamo, la risposta. Tra l'altro parliamo di persone che non sono state intubate, che non sono state neanche ricoverate, quindi immaginate le conseguenze che può avere questo virus, che sono molto più pesanti di quanto si possa immaginare. Pesanti e sono ancora sulla base di meccanismi che sono ancora in discussione. E allora cosa ci sentiamo di consigliare a chi ci sta guardando? Perché se noi facciamo questi appuntamenti è proprio perché possano essere utili, non solo perché siamo felici del lavoro e anche di renderle merito sicuramente, ma vogliamo essere utili. Consigliare da che punto di vista? Ma in genere la gestione, cioè come comportarci in questo periodo anche. Non vorrei cadere nella banalità. No, ma lei non cade nella banalità. Quello che bisogna dire insomma, le misure di protezione ovviamente vanno mantenute. Le misure di protezione vanno mantenute e va posto, quindi questo è il primo punto. E poi va senza spingere troppo, ma va posta ancora una certa attenzione verso eventualmente la comparsa di determinati sintomi che, come stava dicendo lei, non sono necessariamente quelli di una grave infezione respiratoria. Cioè rischiamo di cadere di creare confusione, ma è vero anche che che sintomi di allarme di tipo sintomi respiratori devono essere tenuti in qualche maniera in conto come possibile spia, e accanto ai sintomi respiratori ce ne sono altri anche più banali, che abbiamo citato in parte anche prima, cioè come tutti ormai sanno, la perdita di gusto, la perdita di olfatto, anche e soprattutto nei bambini alcuni sintomi di carattere gastrointestinale. Ecco, i bambini si dice sempre non sono tra i soggetti preferiti, non si ammalano, a volte si è detto anche non si ammalano, invece non è così. Ammalarsi si ammalano, non sembrano andare incontro a complicanze gravi, ecco. Per fortuna decessi in età pediatrica ce ne sono stati molto pochi. Quindi teniamo sempre alta la guardia, per esempio noi ci siamo salutati, siamo stretti la mano, adesso ci prendiamo un po' di disinfettante e prima di andare via ci disinfettiamo per bene, insomma potrebbe sembrare inutile, invece lo è assolutamente. No, invece è utile e appunto e va mantenuto. D'altra parte quello che sta succedendo ne è la prova, cioè il calo di attenzione comunque porta in qualche maniera, se non alla ripresa, al mantenimento della circolazione del virus, che come abbiamo detto prima rischia di crearci problemi importanti nella prossima stagione autunnale. Certo, baci e abbracci magari ci mancano, ma facciamo così e secondo me raggiungiamo l'obiettivo e ci facciamo capire. Tra l'altro
allora, sì, ci sono delle domande che stanno arrivando. Allora, ci chiedono qual è stato il momento peggiore, e così le chiedo anche il suo ricordo personale, magari. Il momento peggiore è stato all'incirca verso la metà del mese di marzo, nel senso che sì, in quel periodo lì c'è stata una grossissima escalation di casi e beh, insomma è risaputo il fatto che qui in Veneto, poi io in particolare naturalmente dalla mia esperienza soprattutto a Padova, si è riusciti a tenere la situazione nel complesso sotto controllo. Diciamo che però ci sono stati alcuni giorni intorno alla metà di marzo in cui sembrava che la situazione sfuggisse di mano. Sono stati pochi, però diciamo in cui si è arrivati al limite della capacità o quasi al limite della capacità di risposta. Però in realtà diciamo che immediatamente dopo si è rientrati, chiarisco, si è rientrati, non vuol dire che le cose siano andate bene, ma si è rientrati rispetto a questa percezione. A livello personale magari sì, no, certo. Ricordo. A livello personale cosa vuole? Il mio impegno, insomma, io ero impegnato in vari fronti. Prima di tutto noi a Padova abbiamo aperto, come in altri ospedali, abbiamo aperto questo reparto dedicato esclusivamente a pazienti Covid gravi di 18 letti, la cui direzione mi è stata affidata. Poi a me la Regione ha affidato il coordinamento di tutte le terapie intensive pneumologiche del Veneto e, come dicevo prima, sono uno dei consulenti tecnici del Presidente Zaia, per cui in quei giorni lì l'impegno è stato notevole. Diciamo anche che si è instaurata comunque direi un clima di forte collaborazione all'interno dell'ospedale. Quindi tra colleghi e poi immagino anche di empatia con questi pazienti che poveri lasciavano le famiglie, quindi sappiamo bene com'era la loro condizione. Lasciamo le famiglie non è del tutto giusto, non è vero in questo senso che è successo addirittura paradossalmente che alcune famiglie fossero tutte ricoverate, per cui, mamma mia. Per cui non lo lasciavano, ma ci fosse una maniera peggiore. Beh, no, sì, a noi è successo di avere padri, madri, figli, nonno e nipote, è successo. Sì, poi invece l'altro tema, quello che dice lei, cioè del fatto dell'isolamento rispetto alle famiglie. Sì, vero. Come però ho già detto, diciamo che rispetto ad alcuni casi particolarmente drammatici, il problema noi in parte lo abbiamo superato consentendo comunque ai familiari che lo volessero, si intende, l'accesso, perché sa, i familiari non potevano accedere, però se un familiare è bardato dalla testa ai piedi come si bardano il personale sanitario, può accedere anche il familiare. Io l'ho fatto per lavoro, sono entrata in un reparto Covid e vi assicuro che è una vestizione da, non so, da pilota, doppio guanto che va dentro la manica, cioè una cosa da una sequenza precisa e che richiede tempo. Sì, io credo di aver impiegato 20 minuti ecco, però seguendo questi procedimenti qui, in quei casi che fossero necessari, in cui i familiari fossero d'accordo, noi avete dato la possibilità. Sì. Non in tanti casi, ma ripeto, in quelli che lo richiedevano, in cui era necessario, e quando i familiari, qualche familiare in qualche caso ha preferito che non rischiare. Beh, rischiare per modo di dire, perché certo. Ma voi medici avete in qualche modo una corsia preferenziale? Cioè io immagino che voi facciano il tampone ogni tot di tempo, è così oppure è così. Sì, al personale sanitario tuttora il personale sanitario viene tamponato almeno nel nostro ospedale con una frequenza che adesso mi pare sia passata una volta ogni 20 giorni, prima era una volta ogni 10 giorni. Poi le esperienze sono diverse. Una delle ragioni per le quali a Padova le cose sono andate bene è che non è mai mancata la possibilità intanto
di avere i dispositivi di protezione individuale. E sappiamo che all'inizio era un disastro E poi anche il dettato dei sacchi a Paolo, il professor Pesanti, ci ha dotato della mega, della mega macchina. La macchina che fa i tamponi, fa 7.000, quanti ne fa? Al giorno? 7-8.000? Sì, mi pare sì. E per cui noi, ecco, non abbiamo, guardi, io ho appena, lei sa che Covid si è accompagnato ovviamente ad una, come posso dire, un'esplosione scientifica, certo. Ovviamente, di dati scientifici. E adesso io sto sottomettendo, come si dice, un lavoro che riguarda esattamente il rischio di contagio degli operatori sanitari esposti a Covid. E a Padova i contagiati sono stati l'1,8%, che è una percentuale molto bassa, molto bassa. Questo perché appunto i dispositivi di protezione sono sempre stati disponibili e anche perché c'era immediatamente la possibilità di accedere ai tamponi nel caso in cui ci fosse un caso sospetto. Quindi Veneto è partito prima con Veneto questa macchina, sì, questa macchina, lei sa che era un prototipo che si era in Olanda, che il professor Pesanti è andato è riuscito a scovare, lo ringraziamo, lo ringrazieremo sempre. Assolutamente. Io so tra l'altro, professor Vianello, che lei non si occupa solo di Covid, ma ci sono delle materie per me molto interessanti, per esempio della respirazione nelle persone che hanno problemi di peso, tipo obesità, oppure la respirazione nel sonno, che dà un sacco di problemi, quindi sono... Sì, guardi, la questione Covid ha avuto un merito per noi. E il merito è stato questo, di aver sottolineato l'importanza dei problemi respiratori, perché in realtà per parecchio tempo, per anni, i problemi respiratori non sono stati adeguatamente sottolineati, nonostante il reale peso sanitario, epidemiologico, sanitario che questi problemi abbiano, è molto elevato. Proprio per le conseguenze che possono avere. Guardi, fatta salva le malattie cardiovascolari, sostanzialmente le malattie respiratorie rappresentano la seconda causa di morbilità e mortalità, quindi soprattutto alcune malattie respiratorie. Quindi costituiscono una fetta importante e Covid ha fatto emergere il rilievo che queste malattie hanno. Quindi, questo per dire che al di là di Covid ci sono una serie di problemi respiratori molto diffusi nella popolazione. E uno di questi problemi è quello che ha citato lei, cioè i problemi, l'insorgenza di disturbi respiratori legati al sonno. Ci sono persone che vanno in apnea, non respirano proprio. Il fatto è che questo problema qui riguarda dal 4 all'8% della popolazione generale. Caspita, quindi è non è poco. È un problema diffusissimo. È un problema diffusissimo e che a sua volta, il problema è questo, consiste in questo, cioè durante la notte per una serie di fattori predisponenti alcune persone cessano di respirare, d'accordo? Il fatto di cessare di respirare ed andare in apnea nel sonno alla lunga ha tutta una serie di effetti respiratori e cardiovascolari molto rilevanti, ma non solo. Lei consideri che una delle principali cause associate a incidenti stradali è questo disturbo respiratorio. Perché uno degli elementi che lo caratterizza è poi la sonnolenza diurna. È un disturbo che colpisce all'incirca il 30% di tutti i russatori, quindi colpisce soprattutto i russatori che vanno in apnea e che poi di conseguenza sviluppano tutta una serie di complicazioni. Insomma, secondo me è interessantissimo questo argomento. Noi la calappiamo, sa? A noi piacerebbe sicuramente riaverla come ospite e cercare di approfondirlo, perché appunto vediamo che possono esserci conseguenze non solo sulla strada ma poi anche per il Covid. Lei sa che l'incidente di Chernobyl, sì. Quando hanno ricostruito le modalità dell'incidente, è emerso che è un incidente che è avvenuto per errori di negligenza, certo. Ed è emerso che alcuni dei lavoratori che lavoravano lì, degli addetti ai controlli, erano poco pronti, sonnolenti, eccetera, a causa di
Di questo disturbo. Ecco, questa è una cosa che nella serie Chernobyl famosa mancava. Ecco, facciamo le pulci. Interessantissimo. Tra le domande che intanto stanno arrivando, ci chiedono se tutte le equipe internazionali che stanno lavorando stanno arrivando a qualche risultato. Stupisco che lei non mi abbia chiesto del vaccino. Infatti siamo arrivati. Stiamo arrivando. Avrei chiuso con questo. Che cosa sta succedendo? Sì, che cosa sta succedendo, se ci sono degli studi particolarmente interessanti? Ci sono moltissimi studi su, diciamo, la maggior parte riguardano farmaci che sono stati, direi, usati in emergenza nel corso della pandemia e che adesso di quali adesso si vuole verificare l'efficacia. Detto questo, probabilmente, anzi senza probabilmente, lo sforzo principale è concentrato sulla produzione del vaccino. E su questo ci sono varie cose da dire. Diciamo che la prima è che normalmente ci sono delle tempistiche molto lunghe per la produzione di vaccini. Già si parla del 2022? Sì, che comunque sarebbe una tempistica breve, perché in realtà la produzione di un vaccino richiede 5, 6, 7, 8 anni. In questo caso qui i tempi si stanno compattando, appunto si fanno previsioni, può essere di 1 anno e mezzo, 2. Diciamo che recentissimamente è stato pubblicato un primo lavoro, è stato anche poi citato dai mass media, e che riguarda la produzione del vaccino da parte di quella, insomma, di una facility dell'Università di Oxford. I primi dati che sono stati pubblicati, in cui sono coinvolti anche degli italiani, hanno documentato che il vaccino che gli è stato prodotto in questo momento è sicuro, perché negli studi clinici la prima cosa da verificare è la sicurezza. Certo. È sicuro e diciamo, la produzione di anticorpi è maggiore se si ripetono 2 dosi di questo vaccino. Quindi siamo nella fase di verifica della sicurezza, a cui deve seguire la verifica dell'efficacia nell'uomo e poi la commercializzazione. È anche vero che però se questo vaccino muta, succede un po' come per il virus influenzale, che magari hai quel ceppo, magari non ti copre. Questa è una obiezione. Un'altra obiezione è, adesso non so, perché non so a che livello sia adesso, si sia diffusa questa obiezione, ma è che se casi, peraltro lievi, non hanno sviluppato risposta immunitaria, cioè non hanno anticorpi dosati per un po' di tempo, riuscirà il vaccino, che comunque è un'infezione blanda, diciamo, effettivamente a produrre anticorpi in maniera sufficiente. Quindi diciamo che ci sono parecchi quesiti ancora aperti. Potrebbe non essere proprio la soluzione. Potrebbe non essere la soluzione finale. Ci chiedono invece una cosa molto pratica da casa, se sia utile acquistare un saturimetro, e devo dire che anch'io mi sono posta l'idea. Beh, questa è una domanda molto pertinente. Bene, la ringraziamo chi da casa la pasta. No, pertinente perché il saturimetro, che è un apparecchio saturimetro, che è un apparecchio molto semplice e che ormai ha dei costi che si sono estremamente abbattuti. Saranno una ventina di euro, 40 euro. Ecco, sì, è una cosa che si mette sul dito. Fornisce un'informazione su un parametro salvavita. Cioè la misura dell'ossigenazione, in realtà il polsossimetro fornisce la misura dell'ossigenazione della frequenza cardiaca e la misura dell'ossigenazione è un parametro salvavita, per cui avere questi apparecchi a disposizione, al di là di non dover creare poi situazioni di allarme, panico, io trovo che sia averlo a disposizione, trovo che sia una misura importante e che al di là di Covid. Infatti questo dicevo, al di là di Covid può essere che magari uno ha un malore. Al di là di Covid fornisce un'informazione che, voglio dire, soprattutto se è normale, consente di escludere una serie di dubbi. Se è anormale va presa con le pinze, perché ci possono essere anche dei problemi tecnici che la rendono anormale, e comunque richiede poi un ulteriore approfondimento. Ma se è normale, cioè fornisce valori normali, consente alla persona che la ottiene, entro certi limiti, insomma, non dico di mettersi con il cuore in pace, no, però di escludere l'emergenza. Quindi paradossalmente se avessimo, che ne so, un attacco cardiaco, non lo so, e forniscono se le manca il fiato, esatto. Ecco, mettiamola più semplicemente, se a una persona manca il fiato, questa persona ha il polsossimetro e vede che la sua saturazione è normale, ora
chiariamo. Ci può dare qualche parametro visto che ci siamo? È una cosa un po' tecnica. 95. Cioè sopra il valore di 95 saturazione, che pure è un valore che cambia un po' con l'età, ma diciamo che sopra il 95 siamo nell'ambito della normalità. Sotto il 90 siamo nell'insufficienza respiratoria. Quindi un valore sotto il 90 chiediamo aiuto. È critico. Cioè, sopra il 95 non è che possiamo escludere tutte le patologie, però non siamo di fronte a un'emergenza. Certo, beh, ma ci ha dato un'informazione utile, è una cosa che io personalmente guardi, avrò nel mio armadietto dei medicinali e dei dispositivi. È un dispositivo che tantissime persone ormai comprano, tengono, sì, si sta diffondendo sempre di più, ma insomma è ragionevole. Bene. Io la ringrazio, se non ci sono altre domande da casa, abbiamo risposto un po' a tutto, a che punto è la ricerca, quali sono le prospettive. Ovviamente la situazione è di incertezza. La situazione così. In parte resta di incertezza. Resta di incertezza, direi, aggiungerei ancora una volta, con però la ragionevole aspettativa che non si debba più tornare a quell'emergenza. A quell'emergenza lì io mi auguro, credo di poterlo escludere. È anche vero che gli ospedali, quei 5 ospedali Covid... Cioè, comunque c'è un'attenzione, ci sono dei percorsi per i quali io non credo che si debba tornare, e ne sono convinto, alla situazione di prima. Certo, dovremmo avere forse un'altra domanda, ce l'abbiamo in diretta dallo studio perché abbiamo una piccola platea, piccola e a distanza. Il perimetro era mia la domanda. Quindi ringraziamo Roberta Vasselli per la domanda. È meglio acquistare in farmacia comunque, perché io ho chiesto e non si riesce a trovare spesso. Perché online, non lo so, mi fido. Allora, diciamo che la maggior parte delle persone lo acquistano online. È chiaro che la qualità di un dispositivo che costa 30 euro non è quella di un dispositivo che ne costa 200, però tutto sommato, diciamo, l'attendibilità è accettabile. È accettabile. Quindi solo, a parte questa che ha un collegamento, chiedo cosa se ne sa di quel caso particolare anomalo, cioè questa persona che si risulta anziana qui nel Veneto, nel Padovano, che non si sa come abbia contratto il virus, non è stato a contatto con alcun cinese, non ha avuto rapporti con se lei considera anche a Bonn non si è mai capito come dove sia arrivato il virus. Il cluster come sia partito. Esatto, se lei, cioè, penso io che comunque siccome c'è una circolazione di asintomatici, cioè la circolazione è soprattutto fatta sugli asintomatici, come posso dire, resta sempre aperta la possibilità di contatti con delle persone. L'aria, perché si è parlato dell'aria. Questa è un'altra questione. Cioè, non ho capito se è perché galleggiano questi droplet nell'aria, oppure ci sono stati degli studi in effetti che hanno fatto vedere in una stanza, vi ricordate, era veramente significativo. Però volevo chiedere, cioè dipende dalle persone che sono contagiate in maniera massiva e che quindi ovviamente c'è una maggiore carica di droplet e quindi rimane più nell'aria e può essere trasmesso anche ma lì in verità a un certo punto si è aperta la questione se al di là dei droplet il virus possa rimanere nell'aria. Esatto, non si sa. Si è anche detto che i raggi ultravioletti in qualche modo lo neutralizzano. Abbattono, e poi un dato certo è che in questa stagione qui la disidratazione che il sole e la temperatura inducono sui droplet abbattono la carica circolante e quindi ridimensionano. Sì, però mi viene da pensare, collegato, scusate, alle temperature, ma in America Latina dove sta facendo sta facendo disastri. È un paradosso, sembrerebbe, vero? Sì, è un paradosso, sì. Bisogna vedere un attimo come vengono curati gli indios dell'Amazzonia. Esatto. No, mi riferivo e poi quando hai un fenomeno così diffuso, credo che non lo argini in modo facile, cioè lì veramente la pandemia dà il meglio di sé, purtroppo. Purtroppo. Quindi ricordiamoci, ci rimettiamo la mascherina, ci disinfettiamo le mani. Se la rimetta lei che a me basta. Voilà! Ecco, adesso sono tranquillo. Aspetti, vi saluto tutti.
Vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Diamo appuntamento al professor Andrea Vianello per altri appuntamenti a settembre, a ottobre. Speriamo di avere notizie positive. Certo, Insomma, al di là del Covid, anche per gli altri studi che lei fa, che ritengo siano molto interessanti e che vanno condivisi con una larga platea. Grazie ancora per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie. E grazie a tutti voi che l'avete seguito. Grazie.